Vi faccio vedere muro naturale, in questo caso plus, o pietra levigata, è la stessa lavorazione, come fare a applicare vetro su queste superfici così lisce. Qui dobbiamo dare, prima di tutto, una mano di vetro diluito 1:4, quindi 1 litro di vetro, 4 litri d'acqua, con il nostro pennello finché ce lo piglia. La prima mano deve essere data abbondante, noi diciamo a rifiuto. Ecco, è schiarito, è completamente asciutto. Adesso che abbiamo preparato questa superficie, ripeto, sia muro che pietra levigata, possiamo andare sopra direttamente con vetro lucido o opaco, puro, in modo di fare la nostra barriera di protezione. Questo è vetro lucido, naturalmente si può fare anche con vetro opaco, si può dare vetro opaco su questo, quindi ecco che questo effetto diventa subito opaco. Nei box doccia consigliamo più di una mano, fino al punto in cui assolutamente rifiuta. Questo prodotto, quindi muro naturale e pietra levigata, sono così lisci che sconsigliano l'utilizzo di ipervetro. Quindi consigliamo invece 2-3 mani di vetro per avere la totale chiusura del prodotto, quindi usabili nei box doccia.